Buongiorno cari amici, benvenuto anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto alla mascherina, oggi parleremo come attivare i numeri cosmici, o meglio, una delle tante opzioni che vedremo poi. Quindi vedremo come trovarle, questi numeri cosmici, e poi farli attivare tramite un circuito molto famoso di cui il vostro Marietto ha già parlato in altre pillole. Quindi per il momento iniziamo con la nostra procedura col quadrante radiostesico per la valutazione se questa attivazione, questo lavoro, questa ricerca dei numeri cosmici va bene per noi. Quindi come al solito mettiamo qui il nostro testimone, che può essere una fotografia, un capello, qualsiasi cosa che appartiene al soggetto su cui noi vogliamo cercare i numeri cosmici. In questo caso, se è per noi, non mettiamo niente, ma col pensiero pensiamo che siamo per noi. E quindi partiamo subito con la domanda: funzionerà per noi questi numeri cosmici? Vedete? Quindi il pendolino ci dice già che noi siamo sulla strada giusta. Vedete? Bene, ma prima di tutto, che cosa sono questi numeri cosmici? Questi numeri cosmici vengono anche chiamati numeri Busby perché rappresentano praticamente la decodifica delle vibrazioni a livello universale. E questi numeri cosmici, collegati con determinate apparecchiature radioniche con onde di forma, possono attivare e rendere possibile alcuni nostri desideri o intenti. Si possono attivare col fuoco, con i circuiti radionici messi nei talismani, anche messi in cerchi di luce pensanti e via dicendo. Ma noi useremo la radionica in questo esercizio. Vedete? Il nostro pendolino ha detto di sì, quindi ci fermiamo e andiamo oltre e vediamo come cercarli. Vedete questo quadrante radiostesico che potete tranquillamente trovare sul sito del capitano.altervista.org e scaricarlo gratuitamente. Quindi lo prendiamo e ipotizziamo che noi vogliamo cercare qualcosa, vogliamo cercare tramite i numeri cosmici abbondanza, un'abbondanza che però, ricordo, non è collegata alla ricchezza proprio materiale, ma a quello che noi dovremo ricevere come karma e quindi stare bene. Quindi facciamo la domanda su questo lato. Ripeto, questa qui è una pillola un po' avanzata, quindi per chi non ha ancora potuto vedere come si utilizza il circuito Busby per i numeri cosmici, è pregato di andare a vedere la pillola precedente che parla dei numeri cosmici. Quindi facciamo la domanda: quanti numeri ho bisogno per cercare l'abbondanza, per avere l'abbondanza? E vedete che il pendolino ci dice 9 numeri. Quindi prendo il mio indice, metto qui l'indicino e adesso aspettate che metto a favore di camera. Voilà, ecco, metto il mio indicino sul 9 e sulla lettera A inizio a cercare il primo numero. Quindi il primo numero per cercare l'abbondanza, per avere l'abbondanza, è 1, e questo durerà fino al numero 9, cioè quando avrò cercato il numero. Quindi poi scrivo su un foglio numero 1, poi passo al secondo numero. Il secondo numero per l'abbondanza sarà 4, quindi io prendo la penna e scrivo il numero 4, e questo è il secondo numero del numero Busby cosmico. Poi parto e cerco il terzo numero, che sarà il 5, vedete? E così via, fin quando non avrò raggiunto i 9 numeri. Quindi fatto questo avrò il mio codicino numero cosmico, numero Busby. Si chiamano o numeri Busby o numeri cosmici. Quindi raggiunte le 9 cifre, io mi fermerò e cosa farò a questo punto qua? A questo punto qua io ho i miei 9 numeri cosmici e li devo attivare. Quindi il vostro Marietto cosa ha fatto in questo caso qui? Ipotizziamo che abbiamo già scritto i nostri 9 numeri cosmici, prendiamo questo circuito che ho già spiegato in altre pillole, si trova sempre nel capitano
o nel sito del capitano o .altavista.org ed è scaricabile gratuitamente, o nei vari gruppi Facebook del legale Marietto Veneziano. Lo prende e vedete, questo qui ha 3 decagoni, vedete, il cerchio dell'infinito, la lettera ebraica anche cabalistica Aleph, il cerchietto per cui non c'è bisogno di posizionare al nord questo quadrante radiostesico o anche circuito radionico a dipendenza di come si usa, la protezione col disimpregnante, vedete? E quindi cosa posizioniamo? Posizioniamo i numeri cosmici, magari una nostra foto e magari anche la dicitura per rafforzare il messaggio con ricerca o avvenimento o aggregazione o solamente anche abbondanza. Noi dobbiamo in un certo senso mettere l'intento. Va bene che già i numeri cosmici che abbiamo selezionato sono per raggiungere l'abbondanza, comunque possiamo sempre rinforzare un po' di più il messaggio. E cosa facciamo? Lasciamo i nostri numeri cosmici all'interno, prendiamo il nostro pendolino e praticamente lo aggreghiamo. Adesso la domanda è: quanto tempo devo lasciare i numeri cosmici dentro questo circuito per fare in modo che si aggreghi al testimone e si attivi? Allora, visto che è una domanda che chiaramente verrà impressa a livello eterico, cioè più che la domanda il numero cosmico verrà impresso in modo eterico, il tempo ideale sarebbe almeno un mesetto, proprio perché non è niente di pericoloso, ma è solamente qualcosa che deve aggregarsi al campo eterico. L'ideale sarebbe questo, un mesetto, perché dopo in ogni caso, in questo caso qua, si saturerebbe. Quindi qui lasciamo il nostro numero cosmico e lasciamo anche il nostro nome, la nostra foto, il nostro testimone. Chiaramente se per un'altra persona deve essere fatto col testimone della persona, qui è il numero cosmico. Si prende questo circuito e lo si posiziona tranquillamente in un posto sicuro. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha lasciato questa piccola pillola. Seguiranno approfondimenti anche sui numeri cosmici e vi farò altre pillole. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garden del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie amici e alla prossima, ciao!